Ciao a tutti, sono Matteo Volpi della Scuola Veneta Scacchi e in questo video vi spiegherò come registrare con Streamlabs, in questo caso come registrare una conferenza. Allora, questa è la schermata iniziale di Streamlabs, una volta avviato il programma. Per iniziare bisogna creare una scena, qua a sinistra nella contrascene, cliccando sul più e cliccando sul più si inserisce il nome della scena, facciamo ad esempio tutorial e clicchiamo sul fatto. Ecco che la nostra nuova scena compare in basso a sinistra. Ora bisogna fare in modo di acquisire la schermata della conferenza. Andiamo qua nella casella centrale delle sorgenti e clicchiamo anche qua su più. Qui per acquisire la schermata c'è sia acquisizione schermo che acquisizione finestra. Io consiglio personalmente acquisizione finestra perché fare in modo che soltanto la schermata, o meglio la finestra della conferenza venga acquisita e quindi se dobbiamo fare altre cose che però non vogliamo vengano mostrate anche a chi ci guarda, possiamo fare in modo tale che soltanto la conferenza venga registrata. Quindi acquisizione finestra e aggiungi sorgente in basso a destra. Qua facciamo aggiungi nuova sorgente, intitoliamola conferenza appunto e aggiungiamo la sorgente. Qua ora ci compare una schermata in cui possiamo scegliere la finestra da selezionare, il metodo di acquisizione, il tipo di ricerca della finestra e se vogliamo fare in modo che il nostro cursore sia catturato o meno, ovvero che se la freccetta compaia nella registrazione. Al cliente serve per indicare diciamo, se vogliamo registrare anche la parte in basso della nostra schermata, ovvero dove ci sono tutte le icone del desktop, ma in teoria se facciamo la funzione finestra non ci dovrebbe importare. Quindi andiamo su finestra per selezionare la finestra che ci interessa, che in questo caso comparirà con chrome.exe, meet e il codice della appunto conferenza. Quindi clicchiamo qua ed ecco che nell'anteprima compare la schermata della conferenza. Per quanto riguarda il metodo di acquisizione e il tipo di ricerca della finestra, lascerei così com'è, non c'è bisogno di cambiarlo, anzi meglio che sia automatico perché altrimenti dobbiamo farlo manualmente ed è un passo in più che è inutile. Una volta che abbiamo impostato la schermata nella appunto finestra d'anteprima, facciamo fatto. E ecco qua la nostra schermata nella anteprima della registrazione. Quindi possiamo scegliere se ingrandire o rimpicciolire la schermata, come ci preferiamo. Occhio però a non sbordare, se tipo facciamo troppo grande, noterete come non tutta la schermata viene acquisita perché abbiamo fatta più grande della schermata che possiamo appunto registrare. Per tornare indietro, come qualsiasi altro programma di, di modifica, basta fare CTRL e Z e torniamo alla versione precedente dell'ultima modifica effettuata. Eccolo qua, io l'ho fatto due volte perché prima avevo anche ripicciolite e adesso torna alla dimensione originale. Se per caso volessimo anche dare un titolo alla conferenza, che compaia anche nella schermata, basta andare su più, sorgenti, e andare su testo. Anche qua aggiungiamo la sorgente e mettiamo appunto titolo. Aggiungi sorgente e qua compare tutta la finestra per la diciamo, personalizzazione del testo, come la famiglia di font, lo stile del font, la dimensione e così via. Poi in basso ci sono anche i colori, il colore dello sfondo, allineamento, classica modifica di testo.
Qua mettiamo titolo, testo, supponendo che qua ci sia il vero titolo della conferenza. Il colore, siccome c'è uno sfondo bianco, dobbiamo cambiare il colore, quindi mettiamolo nero. Ok, eccolo qua. Possiamo scegliere se mettere uno sfondo, quindi proviamo a mettere uno sfondo con opacità al massimo e come colore mettiamo il bianco, anzi facciamo il rosso, dai. Facciamo il rosso, ecco qua abbiamo la nostra anteprima di testo con scritta nera e sfondo rosso, eccola qua che dopo aver cliccato sul fatto compare e possiamo metterla dove ci pare. Poi anche qua con le maniglie si può comunque ingrandire per renderlo più visibile. Poi una cosa che vi consiglio è di bloccare le sorgenti cliccando sul lucchetto in modo tale che se c'è da aggiungere qualche altra schermata o sorgente in generale, bloccandole, anche se clicchiamo sull'anteprima non si modifica, infatti notate che anche se provo a spostare il titolo, avendolo bloccato, rimane lì dov'è. Poi qui ovviamente ci sono gli occhi, diciamo, gli occhi che ci consentono di mostrare o meno la schermata quando diciamo, la stiamo impostando dietro le quinte, ma questo non ci interessa al momento. Poi, diciamo, se vogliamo personalizzare con più precisione, possiamo appunto, come lo faccio io di solito, questa è quella schermata che ho impostato, ovvero che ho rimpicciolito la schermata leggermente per far spazio in alto al titolo della scuola a scacchi, così da rendere tutto più ordinato e preciso. Ovviamente questa è la schermata prima di entrare nella conferenza. Ovviamente quando siamo dentro la conferenza qua compariamo tutte le fotocamere, tutte le webcam come di solito succede. Come avete tutti già fatto insomma. E quindi appunto quando registreremo verrà ripresa l'intera schermata che noi vediamo dal nostro computer. Ovviamente come avviare la registrazione, in basso a destra c'è qua il tasto REC, clicchiamo e notiamo che appunto il timer comincia e una volta che la conferenza sarà finita cliccheremo di nuovo sul tasto REC per fermarla e quindi avremo completato la nostra registrazione. Il file ovviamente lo andiamo a trovare nelle Explore risorse nella sezione video e così avremo poi il file da riprodurre per vedere se abbiamo appunto fatto qualche errore, comunque se abbiamo registrato in modo corretto. Vi consiglio a tal proposito di scaricare VLC, che è diciamo, l'applicazione con l'icona del cono arancione, perché questo programma registra in file VLC. Okay, questo è stato diciamo, un tutorial molto semplice e veloce, se qualcuno ha bisogno di qualche chiarimento o vuole saperne di più non esiti a contattarmi e magari possiamo vedere come migliorare, ecco.